Ciao, qui Christian per mattoscacco.com, benvenuto in questo nuovo video. Oggi vediamo l'apertura francese, la difesa francese, e la vediamo in una particolare continuazione. Allora, la difesa francese la si attua dopo E4 e 6. Lo scopo del nero è quello di lasciare che il bianco prenda il centro, il nero risponde con D5 e ora ci sono tre principali continuazioni. La prima è quella di spingere in E5, quindi andando a avere più spazio. La seconda variante è quella di cambio, quindi si cambiano entrambi i pedoni in E, e la variante che invece esaminiamo noi è quella di cavallo C3. Una mossa molto forte e la risposta utilizzata per la maggior parte delle partite, in particolare in 26.000 partite, è quella di alfiere B4. Alfiere B4 comporta subito un motivo tattico molto semplice: il cavallo è inchiodato ed essendo inchiodato non può difendere il pedone 4, quindi il nero può tranquillamente andare a catturare questo pedone. In realtà questa è una minaccia che non ci fa paura. Per esempio, il bianco continua con alfiere di 2. Perché il bianco non ha paura? Perché, per esempio, se il nero prende, noi possiamo prendere sia col pedone o con l'alfiere. Pedone per E4, segue donna per G4 e c'è una doppia minaccia del pedone in E4 e del pedone in G7. Quindi non è un problema. Torniamo indietro quindi alla nostra continuazione. Il bianco ha giocato alfiere di 2. Ora il nero cattura comunque il pedone sapendo che probabilmente questo pedone in futuro lo perderà, non c'è nessun problema. Adesso il bianco gioca comunque donna in G4. Analizziamo un attimo la situazione. Come dicevamo prima, la donna attacca questi due pedoni, però questo pedone è sotto. Adesso ci sono varie possibilità di difesa per il nero. Per esempio, una difesa come G6 è poco consigliabile perché lascia molta debolezza sulle case nere. C'è un'altra difesa possibile che è quella di donna per D4 che va a difendere G7. La partita comunque continuerebbe con un arrocco lungo del bianco che comunque potrebbe creare alla lunga problemi. La difesa scelta dal nero in questa partita è cavallo in F6. Cavallo in F6 va comunque a sviluppare un pezzo, va a lasciare sotto volontariamente questo pezzo in modo tale che la regina bianca vada poi a infognarsi in questi posti per catturare un pedone. La torre è sotto, perciò torre per G8, la donna non può andare da nessuna parte sulla colonna G, è costretta ad andare in H6. Ora finalmente il nero ha un attimo di controgioco. Ha un attimo di controgioco e può catturare in D4. A questo punto analizziamo la situazione, vediamo che tutti i pezzi del nero sono rivolti sull'ala di re, la donna in F2, la torre in G2 e in futuro con una manovra il cavallo da G4 potrà attaccare sia F2 che H2. Quindi motivo per cui il bianco decide di lasciare questo pedone libero ma di fare un arrocco lungo. Ora, in che modo il nero può cercare di concretizzare il suo vantaggio? Non è quello di andare subito con donna in F2, perché? Perché donna F2 segue cavallo in H3. La donna ora ha un po' di problemi, per esempio donna in F5, ci sono una marea di continuazioni che non danno scampo al nero, quindi questa continuazione non va bene, motivo per cui il nero gioca cavallo in G4. Cavallo in G4 è una mossa molto forte perché minaccia sia la donna che ora concretamente minaccia F2 e quindi il doppio sulle due torri. La donna è costretta a spostarsi, donna in H4 cercando di andare a sostenere F2 e qui la continuazione migliore per il nero sarebbe quella di giocare alfiere in E7. Tuttavia qui è facile che il bianco il nero, scusate, si lasci un po' ingolosire e giochi donna per F2. Chiaramente il bianco non può catturare perché poi seguirebbe cavallo per F2, quindi di nuovo il doppio sulle due torri. Guardate ora il bianco quale continuazione ha, molto forte. Donna per D8, scacco. Re costretto a catturare.
doppio scacco con scacco di scoperta di torre in D1 e alfiere in G5. Quando c'è un doppio scacco il re non può fare niente se non che spostarsi, re in E8 e torre D8 scacco matto. Questa era una continuazione molto divertente, chiaramente è molto raro che si ripresenti questa stessa successione di mosse, quindi io consiglierei di non impostare una strategia nel cercare, nello sperare che entrambi i giocatori giochino questa successione di mosse. È un modo innanzitutto divertente per capire le grandi possibilità che offre questo gioco spettacolare degli scacchi. Può essere carina da sapere, magari può capitarvi di giocarla nei tempi veloci. Se invece state facendo una partita di torneo, quindi ragionata con tempi lunghi, chiaramente io imposterei la strategia su tutt'altre cose, su tutt'altre successioni, non sullo sperare che il nostro avversario giochi in questo modo. Quindi tutte queste trappole in aperture, tutti questi trucchi, tutte queste cose che mostro, chiaramente lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Però è interessante, se non altro divertente, vedere come in poche mosse siamo arrivati alla 12ª mossa. Il bianco, scusate, che ha perso la donna è riuscito a dare scaccomato al nero. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, noi ci vediamo quindi nella prossima lezione.